Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni martedì sera in diretta streaming dalle ore 21. Allacciatevi le cinture. Si parte. Buon ascolto. Buonasera, bentornato con la monofila che sei passato a prendermi. Sì, tutto a posto, anche se più ricchi un po' stasera, però ci bagniamo un po', c'è da cerata. Certo, naturalmente, come ogni mongolfierista che si rispetti. Va bene, andiamo col primo brano, visto che il titolo si intitola Primo di novembre, vabbè, anche se siamo il 26, va bene lo stesso, siamo in ritardo di 25 giorni. Va bene. Il mio cuore no, non era convinto, ma alla fine tu hai vinto. Forse qualcuno voleva ti incontrassi quella sera, ma io avevo una fottuta paura nera. In un bar io t'ho incontrato, con le amiche tu parlavi, di sicuro avrai pensato: ma chi è questo sfigato? uno, come il giorno che t'ho incontrato. Uno, come il primo bacio che ancora non t'ho dato. Uno, come il giorno che t'ho incontrato. Uno, come il primo bacio che ancora non t'ho dato. Oh, 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 alla fine ti ho parlato e tu Ma chissà chi ti ha mandato? mandato da me, perché tu non vuoi chiacchiere, non di picche mai salutato, con le amiche tu parlavi, di sicuro avrai pensato: Cazzo vuole sto sfigato? uno, come il giorno che t'ho incontrato. Uno, come il primo bacio che ancora non t'ho dato. Uno, come il giorno che t'ho incontrato. Uno, come il primo bacio che ancora non t'ho dato. Primo di novembre, primo di novembre, primo di novembre, primo di novembre. Primo di novembre, il cappellaio matto. Fra poco è Natale, Rossella. Tra poco è Natale, dopo abbiamo già la battuta pronta, lo Esatto. sappiamo. Va bene, passiamo. Ma invece prima andiamo a Padova, Esatto. quindi voletto breve, e dove troviamo l'avvocata Aurora D'Agostino. Bentornata, avvocata. Bentornata. Buonasera. Che è anche co-presidente di Giuristi Democratici, e l'abbiamo chiamata in modo molto rituale, ma per il momento necessario, perché ieri era la giornata contro la violenza sulle donne, una giornata mondiale, e purtroppo, avvocata, è ancora molto di attualità questo tema, una ogni 3 giorni più o meno, no? Nel 2024 ne sono state uccise di donne. Sì, in questi giorni ovviamente come dire, le statistiche si sprecano e quindi le informazioni per quanto riguarda, diciamo, il numero, i dati, il numero di arresti, il numero di
misure cautelari, il numero di femminicidi, eccetera, siamo sommersi da parecchi giorni, insomma, da questi elementi anche, diciamo, di statistica, con i dati che forniscono fondamentalmente soprattutto le forze dell'ordine, sul carabinieri, eccetera, sull'incidenza. Per quanto riguarda Padova, tra l'altro, c'è stata una conferenza stampa proprio nei giorni scorsi in cui registravano una quantità di interventi assolutamente in incremento, cioè in sviluppo, e ovviamente questo lo legavano molto anche a una maggiore disponibilità, maggiore fiducia da parte delle donne che subiscono violenza a denunciare. Ci sono tutta una serie di altri dati che non sono parimenti positivi a mio avviso, non solo perché io credo che più che di un incremento si possa parlare veramente di una stabilità del sistema della violenza contro le donne, una stabilità che purtroppo non pare abbia alcun motivo di declino. E lo dico anche perché abbiamo una legislazione che oramai copre tutto dal punto di vista penalistico il possibile. Vediamo che hanno aumentato le pene, hanno aumentato le misure cautelari, hanno aumentato questo, hanno aumentato quello, ma fondamentalmente quello che manca è proprio un approccio sistemico a questa piaga che è la violenza contro le donne, e che è altrettanto sistemica, cioè non è una cosa che si estirpa con qualche punizione in più, diciamo così, perché è purtroppo molto 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 diffusa, molto molto impregnata all'interno della cultura sociale. Io credo che il dato più brutto, a mio avviso, in questi ultimi tempi sia proprio quello dell'estensione di questo tipo di situazione di violenza, di prevaricazione, di sopraffazione maschile, ma non soltanto sulle donne, tra l'altro, tra i giovani. Tra i giovani sta diventando veramente una cosa pesantissima, che trova delle risposte assolutamente inadeguate, a mio personale avviso, perché riempire le carceri minorili credo non sia la soluzione giusta per riuscire a far sì che ci sia un progresso, uno sviluppo in senso positivo invece di questi giovani, di questa cultura che non hanno evidentemente del rispetto e della parità assoluta di genere. Sì, abbiamo visto anche dei casi recentissimi veramente atroci con protagonisti ragazzini di 16 anni, insomma, no? Sì. E non credo che purtroppo la repressione, non credo che quando uno sta per accoltellare una donna o tutte le cose tremende che abbiamo visto anche negli ultimi tempi, cominci a fare il conto di quanti anni di galera potrebbe prendersi, no? Temo che... No, ma credo che proprio il dato più pesante, secondo me, è proprio, non è soltanto nei confronti delle donne, non è soltanto nei confronti delle donne che si sta esprimendo un livello di violenza anche giovanile veramente notevole. Io credo che tutti lo stiamo avvertendo nella società, nel modo di rapportarsi tra le persone, di un senso di, come si può dire, di arroganza, no? Di rivendicazione dell'io, dell'individualismo, del io sono meglio e se mi pesti il piede per sbaglio ti succede di tutto, che veramente fa impressione. E fa impressione perché è evidentemente una risposta un po' smargiassa tante volte, no? Da parte di soggetti giovanili a una situazione sicuramente di malessere che esiste, ma
con una risposta che è proprio quella della sopraffazione. E credo che i nostri, che quelli che stanno più in alto, che dovrebbero fare politiche positive, non stanno dando un buon esempio, perché Esatto. stiamo parlando di gente che giocherella con le pistole alla, non so, dove era la festa di Capodanno, o stiamo parlando di persone che comunque hanno un rapporto con la cultura e con la tolleranza che è praticamente zero. Pensiamo alle ultime cose che abbiamo sentito. Io quando penso che un ministro che dovrebbe sovrintendere alla pubblica istruzione, alla scuola, e quindi all'educazione dei giovani, è capace di dire le fregnacce, perché sono fregnacce, che è riuscito a dire il nostro ministro sulla violenza sulle donne, cioè ti cascano veramente le braccia, perché dici ma com'è possibile? È possibile perché è proprio quel modo di ragionare, quell'ideologia della sopraffazione, del maschilismo, della violenza, che è tipico di questo, della provenienza, diciamo, di tutti questi soggetti che oggi sono al governo. E credo che non ci sia niente di educativo, non ci sia niente di... No, ma infatti anche il linguaggio così violento, veramente anche molto prepotente e anche terra, insomma, se posso dire. Sì, tante volte volgare. Sicuramente sì, non Salvini fornisce è volgare. modello. Salvini è volgare. In tutto questo, abbiamo anche dovuto sentire che la maggior parte dei crimini contro le donne è compiuto dagli immigrati. Allora uno ripassa i cognomi anche degli ultimissimi processi. Ieri c'è stata una condanna e oggi c'è stata l'arringa difensiva per un altro. Sono stati due fatti veramente atroci anche per le modalità, per le persone coinvolte, anche persone giovani, così che... E dice, beh, non mi sembrano proprio cognomi da immigrati, no? Sembrano cognomi molto local. Ecco, quindi sarebbe bello poter dare la colpa sempre agli altri. Sì, ma questo è ovviamente, ripeto, è una fregnaccia e ovviamente serve come la gran parte delle fregnacce che raccontano in materia di immigrazione in particolare, serve a utilizzare sempre il solito meccanismo del parlare alla pancia della gente, e quindi ecco che arrivano gli immigrati che non soltanto ti rubano il lavoro, ma ti rubano anche le donne e le violentano. Sono dati assolutamente non veritieri, ma che servono semplicemente a giustificare cose allucinanti come quelle che stanno facendo, come la deportazione in Albania, come tutte queste mega operazioni che sembrano soldi buttati via, no? In realtà sono azioni disumane, perché io sento sempre parlare di questa cosa che hanno buttato via miliardi. A me francamente indigna di più che abbiano deportato persone, che le abbiano tenute in una barca per un'altra settimana per portarli in Albania e per poi riportarli indietro, persone che erano già bruciate dalla benzina, che erano già torturate in Libia e via dicendo. A me indigna molto di più questo che non lo spreco economico. Dopodiché c'è anche lo spreco economico, perché se quei 2 miliardi fossero andati alla sanità, certo, sarebbe o ai centri antiviolenza, per esempio, non sarebbe sicuramente sarebbe stato più utile, perché poi si parla tanto della legislazione dell'intervento dello Stato. Io in questi ultimi giorni ho sentito soprattutto alcune interviste, non so se le avete viste, c'erano online sulla Repubblica, di orfani di femminicidio che riportavano la loro esperienza e quello che hanno dovuto subire dal non intervento dello Stato, ma dalla cosa più banale, tipo il fatto di essere costretti
a pulire la casa dove la madre è stata assassinata, da Tremendo, questo terribile, in poi terribile. in avanti per quanto riguarda tutta la loro vita e la loro incapacità di superare, diciamo, questa situazione senza nessun supporto concreto, ma anche dal punto di vista economico, perché situazioni di questo genere hanno ovviamente tutta una serie di costi necessari. Parlo soltanto del supporto psicologico, già quello è sicuramente un dato importante. Purtroppo io non vedo non vedo da parte di queste istituzioni una risposta adeguata, né su questo né neanche sulle esigenze delle donne. Io dico una cosa soltanto, l'ho detta ieri in un'intervista che è uscita oggi sul Corriere della Sera, Veneto ovviamente, che io ho banalizzato, ma è abbastanza vero che i procedimenti penali nei confronti degli uomini maltrattanti, degli uomini violenti, prendono una piega o un'altra a seconda che scorra il sangue o meno. Allora, se scorre sangue, allora il procedimento penale va avanti e va avanti in una determinata maniera, soprattutto, tra l'altro, se si tratta di soggetti stranieri. È un altro dato sicuramente significativo. Ma se invece la persona offesa, la donna, denuncia una situazione di violenza e di sopraffazione, per esempio di violenza economica, no? Segregazione, impossibilità di avere soldi, un conto in banca, un lavoro, eccetera, eccetera, questo tipo di procedimenti non vanno avanti, non vanno avanti. E questo è vengono archiviati perché non c'è violenza, perché non c'è il sangue che scorre. Ecco. Ma per esempio ieri appunto è uscito sto dato, no? Mi sembra... Eppure la violenza economica è riconosciuta come una delle forme di violenza e tra l'altro si accompagna quasi sempre alla violenza fisica anche. Certo. Scusami. No, che appunto avevo sentito questo dato che una donna su 5 mi pare non ha un conto corrente personale. Allora può sembrare così superficialmente una banalità. Sono di più di una su Sono di 5. più, ecco. Vuol dire che ogni volta che questa donna deve fare un acquisto, deve andare dal marito a chiedergli: "Mi dai i soldi per..." È tremendo. È chiaro che è una sopraffazione non solo, a parte non solo, insomma, che non si limita alla gestione dell'economia, è una dipendenza completa dal marito o dal compagno o dalla persona che... Ci sono allora, io anche su questo voglio dire che non sono solo le donne straniere a trovarsi in questa situazione, perché tante volte c'è questo discorso, sì, ma in quel tipo di famiglie per provenienza etnica, eccetera, c'è questa dipendenza economica e non solo assoluta della donna. Ma guardate che c'è in moltissime situazioni di violenza che riguardano donne italiane, c'è questo tipo di situazione, soprattutto le donne di una certa età, quelle che arrivano, che magari subiscono 30 anni di maltrattamenti, e però poi alla fine la casa è intestata al marito, il conto è intestato al marito, se chiedi che lavoro fa tuo marito non lo sanno, non ti sanno dire neanche qual è la ditta presso cui lavora, magari sanno sì che fa il muratore, ma non sanno la ditta dove lavora, non hanno mai visto una busta paga. Cioè, vi rendete conto di questo stiamo parlando? Non stiamo parlando della Burundi, stiamo parlando di donne italiane che vivono in Italia e che ci vivono da sempre. Quindi è chiaro che quando c'è una dipendenza così diventa violenza, insomma, certo. alla faccia del patriarcato che non c'è più, no? Certo, e dico che è anche violenza di Stato quando invece per le case rifugio e per le case per la fuoriuscita dalla violenza viene stanziato mediamente €1 al giorno per ogni donna accolta in una casa rifugio.
da parte dello Stato. Io credo che anche questa sia violenza economica. Sì. Tra l'altro sentivo anche che i fondi per i centri antiviolenza sono diminuiti, quindi addirittura molti sono stati chiusi, dove ci sono le regioni virtuose o comunque che hanno una sensibilità, insomma, sul tema, integrano le regioni, altrimenti anche qua sì. Non è ancora il momento, no, per chiudere i centri antiviolenza. Sarebbe bello se fosse il momento. Beh, poi bisogna tenere presente che buona parte dei servizi di assistenza di cui le donne che escono dalla violenza necessitano sono a carico mediamente dei servizi sociali delle amministrazioni comunali. Sappiamo tutti, insomma, che tipo di tagli hanno dato alla possibilità economica delle amministrazioni locali. Non voglio neanche pensare cosa succederà quando poi, speriamo che non ci riescano, perché poi alla fine pare che siano così tronfi e così pieni di sé da farsi bloccare necessariamente, no, dai giudici, perché insomma qualunque persona conosca un minimo di regole di diritto gli dice no, guarda, così non si può fare. Glielo dice con gli strumenti che ci sono, per cui gliel'hanno detto sull'Albania, gliel'hanno detto sull'autonomia differenziata, però pensiamo che cosa vorrà dire l'autonomia differenziata per le donne del sud. Io queste cose quando ci penso mi fanno accaponare la pelle, ecco. Dai, speriamo che non ci arriviamo. Ecco. No, ma forse speriamo proprio di no, speriamo che questa situazione si sblocchi prima o poi in maniera positiva per chi vive in Italia e per chi ha bisogno dei servizi, perché sennò veramente siamo sempre appesi a queste affermazioni ridicole, a queste sciocchezze che sentiamo e che leggiamo tutti i giorni sui giornali, in un clima di violenza che è, secondo me, incentivato veramente tanto da questo tipo di politica. Sì, certo, su questo siamo d'accordo. Cioè, lo spettacolo veramente è penoso, insomma, che purtroppo ci viene propinato tutti i giorni. Sì, non aiuta specialmente i ragazzi giovani che stanno ancora cercando un po' il loro modello, anche il loro posto nel mondo, insomma, no? Per cui vabbè, speriamo che parta, che un giorno il ministro dell'istruzione decida anche di far partire finalmente questi corsi per l'educazione affettiva all'interno delle scuole, che credo sarebbe una delle cose più utili, molto più dei riformatori e dei carceri minorili per i giovani. Certo. Va bene, avvocata, grazie mille. Niente, speriamo che... fate pure senza di me, buon lavoro. Grazie e buon lavoro giro, a te. Buon giro. So Alla che adesso prossima. andate sottoterra, quindi... Andiamo sottoterra. Grazie, Ciao. alla prossima. Ciao, alla prossima.
grazie a Paolo Donà che ha rivisitato questo Autumn Leaves con la tromba, con la chitarra e con il basso, ha fatto tutto lui. E Paolo Donà che, vabbè, ne parleremo magari la prossima volta, dove potreste vederci a suonare. Comunque cadono le foglie cadono per terra poi dove vanno a finire? Magari in qualche buco, e scava e chissà, trovi anche una grotta, no? Che non è la Io grotta. pensavo che tu ti fossi già preparato, fra poco è Natale, No, a Natale parliamo sempre era troppo semplice. della grotta, che in realtà poi ripensandoci magari non era una grotta, No, perché era sarà una stata una cavità. caverna. Esatto, una caverna. Va bene, Mentre di ok. grotte, questa era più sottile, questa delle foglie. E... e quindi con noi abbiamo il nostro gradito secondo ospite da Trani, Narni, provincia Narni. di Narni, provincia di Trani, no? Sì, Terni. Terni, e Andrea Scattolini. Ciao Andrea. Ciao, buonasera. Benvenuto. Allora, Andrea Scatolini è uno speleologo, fa parte del gruppo speleologico UTEC di Narni, è presidente dell'associazione La Scintillena e socio della Società Speleologica Italiana. Benvenuto Andrea, è riemerso per noi da Noi siamo sulla mongolfiera, non so se magari ti viene mal d'aria, abituato Allora, a star sotto. cominciamo proprio dalla mongolfiera. Se cercate in rete c'è un fantastico volo in mongolfiera dentro una grotta francese. Era una mongolfiera come quelle che vedete Sì. nel nostro logo, e c'è questo viaggio all'interno di questa grande sala con questa mongolfiera, è una cosa onirica, unica. Quindi quello che c'è sottoterra è molto più vicino di quello che ci può sembrare a noi che stiamo, a voi, a noi che anch'io mi considero una persona di superficie comunque, perché purtroppo il tempo per andare sottoterra è sempre troppo poco. Allora, ste grotte. Le grotte sono il vuoto sconosciuto delle montagne. Quando io vedo una montagna incomincio a guardarla e pensare chissà cosa c'è dentro. Io sono un grande frequentatore di montagne, vado in montagna a camminare, ma poi è più forte di me, diventa una cosa quasi irresistibile cercare di andare a vedere cosa c'è dentro, perché dentro c'è tutto un altro mondo, è una parte che un po' completa quello che c'è sopra. E comunque anche quando vado in grotta sui massicci carsici italiani, comunque cerco sempre pure di farmi un giretto all'esterno, perché la montagna l'ho conosciuta sia fuori che dentro. Adesso rischiamo più di parlare di montagne che di grotte. A 8-9 anni ho visitato le grotte di Frasassi e ho detto questo sarà quello che voglio fare da grande. Per lavoro faccio altro, ma per passione quasi tutti i fine settimana mi ritrovo a infilarmi in qualche buco. Per quelli che ci vedono, noi speleologi siamo dei pazzi, sono quelli che generalmente vanno sottoterra, ma poi delle grandissime scoperte vengono fatte esplorando il sottosuolo. Le grotte costituiscono un patrimonio eccezionale per tantissimi motivi. Un motivo sicuramente è uno dei motivi fondamentali, che all'interno delle montagne, all'interno delle grotte ci scorre l'acqua. Quindi pensiamo a queste montagne che sono dei grandi serbatoi d'acqua, e con la crisi idrica mondiale, prima o poi nel corso dei decenni queste acque sotterranee che escono da massicci carbonatici carsici saranno una delle risorse più importanti che avremo noi qui in Italia, e quindi le grotte vanno preservate perché ci passa l'acqua, ma dentro le grotte non c'è solo l'acqua. Ma sempre c'è l'acqua nelle grotte, scusami? No, non c'è sempre l'acqua nelle grotte, soprattutto perché le grotte si formano in diversi modi. Ci sono le grotte che vengono formate dall'acqua,
quindi per risalite di acqua dal sottosuolo, oppure perché ci entra l'acqua da un inghiottitoio in superficie e poi l'acqua incomincia a lavorare, crea dei vuoti sempre più grandi e forma le grotte. Queste grotte qua che si formano con l'azione dell'acqua si chiamano grotte carsiche, con il fenomeno carsico, che è quello che deriva dal Carso, la zona, la porzione di territorio che sta tra Trieste e la Slovenia, diciamo. Siccome là questo fenomeno di erosione questa erosione dovuta all'acqua era fortemente evidente, là si è sviluppato questa scienza, il carsismo. Diciamo che quando Trieste era senza acqua, l'imperatrice d'Austria commissionò dei lavori per cercare le acque sotterranee che si inabissano a San Canziano, che sta di là in Slovenia. Iniziarono le ricerche, parliamo della principessa d'Austria, iniziarono le ricerche alla ricerca di questo fiume, perché questo fiume sfocia vicino Trieste. Questa ricerca va ancora avanti e quest'anno gli speleologi triestini della Società Adriatica di Speleologia hanno fatto una scoperta eccezionale, hanno trovato il corso di questo fiume, che è ancora per circa 50 chilometri sconosciuto. Sono riusciti a trovare questo fiume all'interno di una caverna e adesso conosciamo un altro piccolo tassello di questo fiume sotterraneo, fiume fantastico. Però dicevo, le grotte non si formano soltanto con l'acqua, ci sono per esempio le grotte laviche. In Italia abbiamo le grotte laviche sull'Etna, la lava fluida incomincia a scendere dalle pendici del vulcano, scava ai margini di questa lava le pareti crescono fino a che la lava incomincia a scorrere in tunnel, in buche, quindi si inabissa sopra, la lava fredda si richiude e si generano questi tubi di lava. I tubi di lava sono un'altra caratteristica molto più rara, perché ci vogliono i vulcani per farle, mentre il karsismo è molto esteso, su almeno il 30% del territorio italiano c'ha fenomeni di karsismo. Le grotte vulcaniche stanno solo in prossimità di vulcani. In Italia stanno sull'Etna, le più grandi del mondo stanno a Tenerife e le più grandi che conosciamo non stanno sul pianeta Terra, ma stanno su Marte o sulla Luna, forse. E su questo stanno studiando i nostri speleologi insieme all'Agenzia Spaziale Europea, l'ESA. E c'è questo Francesco Sauro, che è il vostro concittadino padovano, che sta studiando queste grotte con loro, e hanno scoperto visto dal satellite, hanno scoperto questi tubi di lava che sono lunghissimi, probabilmente molto più lunghi di quelli che si trovano sulla Terra. Torniamo un attimo sotto la nostra Terra. Torniamo. E che dire, che noi stiamo facendo, Francesco Sauro con l'ESA sta facendo delle ricerche, stanno addestrando gli astronauti a vivere, a muoversi all'interno di questi tubi di lava, perché comunque loro simulano delle missioni spaziali, ma si pensa che quando l'uomo andrà su un altro pianeta a colonizzare l'altro pianeta, si pensa che Marte offrirà riparo prima a droni sicuramente, poi a esseri umani, soprattutto nelle grotte, perché la grotta ripara da tutto il problema che poi si può trovare fuori, mentre qua invece da noi ripara soltanto dalle cose della vita di tutti i giorni, perché io dal lunedì al venerdì sono un impiegato, ho problemi, la moglie, il figlio, i soldi, il lavoro. Poi a un certo punto si abbandona tutto il sabato e si pensa a cercare di trovare qualcosa che non si vede. E infatti ti volevo chiedere, qual è il fascino di andare sottoterra così? Beh, il bello è sapere che io sabato scorso, ma anche 15 giorni fa, sono entrato in un posto per primo dove nessun uomo era mai entrato prima. E lì io posso trovare qualsiasi cosa lì sotto. Quando io vedo l'ingresso di una grotta, di una cavità,
non so che cosa c'è dentro, potrebbe esserci di tutto, la maggior parte delle volte purtroppo non c'è niente, se no sarei un grandissimo scopritore di grotte. Il 99% delle volte si va a fare una bella passeggiata in montagna, si accende il fuoco, si mangia un bel panino, un bicchiere di vino e poi si torna a casa. Però quando si entra dentro una grotta veramente non si sa che cosa si trova. Io abito a Narni, in un centro storico umbro, Narni era una città romana. Io davanti alle scale di casa mia da un buchetto vedo una cisterna romana che l'ho scoperta per caso, perché pulendo il giardino si è aperto un buchetto, ho messo giù la webcam, era 5,30 metri di profondità misurata con il distanziometro laser. Quindi quello che c'è nel sottosuolo è invisibile. Alcuni dicono che la speleologia è l'alpinismo al contrario. L'alpinista vede la vetta, dice devo arrivare lì. Io non so quanto potrò arrivare giù, e comunque ci sono degli indizi, spesso carte geologiche, fenomeni, sorgenti, che mi dicono che là sotto ci possono stare grandi vuoti. E questo è un po' la molla della curiosità umana. Cioè, probabilmente se andavo a visitare una cosa che già conoscevo, non ci sarei tornato per 34 anni ancora a cercare qualcosa che potrebbe nascondersi in un posto e svelare delle cose incredibili. Ascolta, come animali ne trovate dentro a queste grotte? Sono posti carini per certi animali? Oddio, bisogna essere amanti proprio degli animali brutti, perché diciamo che l'animale più simpatico in cui ci si può imbattere è il pipistrello. Vi lascio immaginare gli altri quali sono, perché mentre il pipistrello un po' ci rassomiglia, c'ha queste alucce, magari con Halloween adesso c'è pure sta moda di questi pipistrelli, cioè è peloso, toccandolo sembra un topolino, però poi oltre a al pipistrello, che poi non vive solo dentro le grotte, ci sono degli animali che si sono specializzati a vivere esclusivamente dentro le grotte. Abbiamo tantissimi insetti, abbiamo le farfalle, abbiamo delle lumache, delle chiocciole che dentro non c'è non mangiano l'erba, non c'è, perché manca la luce, quindi non c'è la fotosintesi. Quindi la lumaca là dentro è diventata carnivora, e camminando lenta, tanto è buio, c'è tempo, si sposta sulle pareti delle grotte e mangia insetti più piccoli, e sono animali che si sono specializzati a vivere esclusivamente là dentro. Immaginiamo che quando c'è stato il riscaldamento della terra, le condizioni all'esterno per molti animali erano cambiate, quindi molti di questi insetti, adesso parliamo terra, pensiamo a delle cavallette, a dei grilli, a dei ragni, che questi si ritrovano con la superficie e il sole che scalda, trovano un buco per infilarsi e finalmente trovano là dentro la stessa temperatura che avevano quando vivevano bene fuori. Quindi rimangono là dentro e non hanno più bisogno di uscire fuori, perché poi si nutrono delle foglie che vanno là dentro, di roba organica, della cacca dei pipistrelli, di una serie di animali che vivono con questi pochi resti organici. E si sviluppa all'interno di ogni grotta una particolare forma di vita, e spesso quando i biologi si mettono a studiare le grotte è molto facile che un biologo trova una nuova forma di vita, scopre una nuova forma. Conosco uno che ne ha scoperti 50, una cinquantina di nuove specie animali. Tutto questo fuori forse lo troviamo nella foresta amazzonica, ma io questo lo trovo davanti a casa mia. Abbiamo scoperto un Nifargus che non era mai stato osservato in Umbria. Sono andato con il biospeleologo. Io ovviamente non sono uno scienziato, io lo accompagno solo nelle grotte, nei luoghi che conosco. Abbiamo trovato questo animaletto che in Umbria non era mai stato osservato, e forse potrebbe essere una specie nuova, cioè sono uno scopritore di una nuova specie. È una cosa incredibile e rimane a pochissimi metri da casa mia.
questa cosa qua. Ascolta, parlavi di temperature all'interno della grotta in montagna, non c'è come la temperatura esterna, quindi in montagna forse è più caldo all'interno della... No, allora, la temperatura di una grotta praticamente corrisponde alla alla temperatura media stagionale dell'ingresso a cui si apre una grotta. Per esempio, se andiamo sull'Etna a 2500 metri c'è la grotta di ghiaccio. Pensare che in Sicilia c'è una grotta con dentro il ghiaccio sembra assurdo, però la temperatura media a quella altitudine, a 2500 metri, fa sì che la temperatura all'interno della grotta, perché la grotta scambia calore soltanto dal buco d'ingresso, queste variazioni di temperatura fanno sì che all'interno della grotta la temperatura dopo un po' diventa praticamente stabile. Quindi dentro troviamo grotte col ghiaccio. Da noi siamo molto più bassi, la temperatura delle grotte che stanno qui vicino a casa mia è di 13-14 gradi, ma se vado sulle Alpi, sulla Marmolata, dentro le grotte fa freddissimo. Questa temperatura fa anche delle particolarità incredibili, perché se una grotta ha 2 ingressi, uno molto alto e uno molto basso. Aspetta un attimo, è saltata la comunicazione. Se la grotta ha 2 ingressi, adesso sono abbassate, un cammino costante con piccole variazioni. Sì, un po' meglio. Ok, adesso sembra che sia... Rieccoti, sì, sei tornato. Boh. Sei riemerso. Va bene, dai, facciamo concludere su questo discorso della temperatura, che poi io ho un'altra domanda. E quindi un elemento che ci fa pensare che dentro una montagna ci siano delle grotte sono queste bocche, questi buchi dove esce aria calda. E quindi da fuori io mi immagino che sotto a ogni buco dove ci sia aria calda si possa nascondere una frasassi, che poi quello è il mio sogno di trovare frasassi da prima o poi. Ancora c'ho qualche anno per poter fare un po' di speleologia, ci spero. Ascolta Andrea, invece vi capita mai di trovare dei manufatti o comunque delle tracce di uomini molto 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 più antichi di noi che hanno abitato lì per un certo tempo? O è una cosa impossibile? Le grotte sono archivi del tempo, perché tutto quello che rimane dentro una grotta, se non è sollecitato in nessun modo, lì rimane. Quindi all'interno delle grotte possiamo trovare di tutto. Io sono di Narni, a Narni sotterranei abbiamo trovato in una cavità artificiale, ma comunque un ambiente molto simile alla grotta. Siamo entrati, non io, nel 79 il gruppo speleologico è entrato all'interno di un buco, ha trovato una chiesa sotterranea, un carcere dell'Inquisizione, e con quei graffiti che sono stati trovati sui muri è stato ricostruito un pezzo di storia dell'Inquisizione a Narni che non conoscevamo. Ma andando indietro nel tempo si trova di tutto all'interno delle grotte. In Italia e nel mondo il fossile di Neanderthal meglio conservato, cioè significa la differenza tra, che ne so, Lucy, che la conoscono tutti, il fossile di ominide trovato in Africa, mi sembra che c'è un pezzo di mandibola, una costola, un pezzetto di vertebra, una cosa così. Il fossile meglio conservato di Neanderthal, molti milioni, 1 milione d'anni dopo, il miglior fossile di Neanderthal con lo scheletro completo sta all'interno di una grotta e sta in Puglia, sta nella grotta di Altamura, e c'è Cicillo, che è stato trovato dagli speleologi, e là dentro non c'è solo questo scheletro, ci sono
tantissime altre ossa, è un giacimento di ossa antichissimo. Si trovano resti di animali ormai scomparsi, dinosauri, le impronte è stata trovata un'impronta di dinosauro su una grotta in Trentino, che ha sconvolto un po' la geologia, quello che sapevamo noi della formazione della crosta terrestre, perché all'interno di una galleria scavata nella prima guerra mondiale, sul soffitto c'erano gli speleologi passando, hanno visto questa impronta a 3 dita del dinosauro. Questo dinosauro abitava in zone che geologicamente non pensavamo che potessero stare lì. Invece quella impronta trovata dimostra che quella parte di territorio apparteneva al continente diciamo che sono scoperte che a volte possono essere fondamentali, ma non solo per quello che è la geologia, ma anche per la storia, per la cultura, per tantissime cose. Bello, molto 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 affascinante, Andrea, questo che ci stai raccontando. Io volevo, E... sì, io volevo chiedere vai, vai. invece l'aspetto di voi speleologici, no? Io mi ricordo che vi abbiamo visto per la prima volta che siete andati in soccorso, vi ricordate della storia di Alfredino, che c'è questa, in pratica la protezione civile, che all'epoca non c'era, aveva chiesto a voi di dare una mano, insomma, riuscite a ancora, anche ancora nei giorni d'oggi, con questi pozzi che a volte sembrano appunto venire fuori dal nulla, a dare una mano ancora, vi chiamano per salvare gente, Allora, quell'episodio là di Vermicino io me lo ricordo perché credo che mi sembra che fosse giugno 80 e me lo ricordo benissimo perché fu una tragedia. E lì tra i soccorritori non esisteva un vero corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, cioè sì, eravamo organizzati, ma non c'era né la protezione civile né il vero corpo del soccorso alpino e speleologico. E uno di quelli che si calò nel pozzo, uno dei primi, poi dopo ci fu un altro, Lichieri, che entrò dentro. Uno di questi che calò nel pozzo è Tullio Bernabei, che è un grandissimo speleologo laziale, che fa spedizioni internazionali, e Tullio Bernabei sta lavorando a uno studio di un progetto per recuperare i bambini che cadono nel pozzo, perché nel frattempo ce ne sono caduti tanti purtroppo. Mi ricordo un incidente 2 o 3 anni fa in Spagna, un altro bambino caduto dentro un pozzo, un altro era morto in Perù, mi sembra. E questa esperienza ha toccato profondamente Tullio, perché arrivare lì e non riuscire a soccorrere, non riuscire a tirare fuori un ragazzino è stata una cosa terribile. Quell'evento fu talmente toccante, sentito da tutti, che da lì nacque una specializzazione notevole e anche il soccorso alpino speleologico, che lì veniva visto un po' come i fenomeni da circo, no? C'era quello, il nano che ci entrava. Lì il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico incominciò a strutturarsi. Io per esempio non sono un soccorritore, a parte che ho 58 anni e quindi sarei fuori età, ma i soccorritori sono quelle figure che vengono scelte tra gli speleologi più forti, più adatti. Loro si esercitano costantemente. Ci sono state questo fine settimana 2 esercitazioni molto grandi congiunte 3 regioni insieme, perché per effettuare un salvataggio, un'operazione di soccorso serve molta gente preparata, e noi abbiamo, lo dico con molto orgoglio, abbiamo un Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico nel mondo. Siamo a livello dei francesi. Quando c'è stato l'incidente, non so se ve lo ricordate, un incidente in Baviera, dove uno speleologo tedesco rimase
con un trauma cranico all'interno di una grotta a 1200 metri di profondità. Gli svizzeri non riuscivano a tirarlo fuori, gli austriaci nemmeno, sono arrivati i nostri, poi lì c'è di mezzo la Farnesina, non è che si può andare con la nostra è una protezione civile vera e propria, c'erano degli accordi internazionali che dovevano essere rispettati, poi insomma sono arrivati gli italiani un po' più caciaroni sicuramente, meno professionisti, però sicuramente abbiamo un soccorso alpino e speleologico veramente forte. Io ho una grande fiducia in questi ragazzi, molti sono amici miei o comunque ci conosciamo, perché noi 5.000 speleologi, di cui 2.500-3.000 attivi, ci conosciamo praticamente tutti. Ci conosciamo tutti perché siamo una famiglia sicuramente molto unita e ci sentiamo molto comunità. Dicevate che questa trasmissione era del 1° novembre, ho sentito questa data, no? Allora, noi il 1° novembre di ogni anno, più o meno da 40 anni, facciamo il raduno nazionale di speleologia. Quest'anno ci siamo ritrovati a Caselle in Pittari, in provincia di Salerno, eravamo 1000. Il prossimo anno ci incontriamo a Mantova. A Mantova saremo 2000-2005 perché ci stanno molti più speleologi laggiù. Tra 2 anni saremo a Montecucco, qui in Umbria, e io sarò uno di quelli che sta dietro alla macchina organizzativa a pulire con la scopa, praticamente è quello che poi ti ritrovi a fare quando vai ai grandi raduni. E questi grandi raduni nostri italiani sono un altro esempio che ci invidiano un po' all'estero. Quando dicono un raduno all'italiana è una grossa kermesse, una festa, ma anche scienza, perché parlo di divertimento, poi alla fine ci divertiamo, è anche un bel impegno sportivo, ma comunque contribuiamo alla conoscenza. Molti speleologi collaborano con le università, con i centri di ricerca, non siamo quei pazzi scatenati che si vanno a ficcare, non si sa perché, poi bisogna andarli a prendere e quanto costa andarli a soccorrere. Perché poi, tra l'altro, parlando sempre di soccorso alpino e speleologico, la maggior parte di quelli che vanno a prendere sono quelli che si perdono, che vanno a funghi. Noi, il soccorso alpino è una società di mutuo soccorso nata all'interno del CAI, no? I più forti si mettono a disposizione degli altri. Però poi dopo non è che soccorri solo lo speleologo, soccorri anche altre persone che vanno in montagna in maniera imprudente o non attrezzato, e quindi anche lì troviamo gli speleologi che si danno da fare non solo sottoterra. Poi quello diventa quasi una professione, perché lì ci serve veramente una preparazione notevole per eseguire interventi di soccorso in montagna e soprattutto in grotta. Va bene. Grazie Andrea. Sì, anche perché è stato interessante. Allora, io vi lascio con il mio augurio: il vostro futuro è sottoterra. Oddio, non so, suona un po' inquietante, ma... comunque è buono, sì, ci sta benissimo. Ci sta. Va allora, bene. Magari ci risentiamo, Sì, perché esatto, sì, Andrea perché fa un avevo- sacco di cose anche didattiche, per cui ci sentiamo più avanti. Va bene, A presto. grazie. E intanto, E sottoterra buone siamo fuori scoperte. tempo, no? Non c'è tempo sottoterra. Ma là il tempo non scorre, sembra Esatto. sempre immobile, si va in un posto dove il tempo non c'ha più tanto senso. Se è tutto un altro scorrere. Non so se conoscete la canzone di Battiato, quella Un oceano di silenzio, magari se lo trovi, No, visto che si adesso io metto fuori tempo di Stefano Olivato. Vai benissimo. Ciao, grazie. Grazie mille Andrea, in bocca San al lupo per le Siro. scoperte prossime. Il signor G, bomba o non bomba, e Patti Smith, e le gite in campagna,
Dylan e i Pink Floyd, Enzino Iannazzi e John Coltrane. E qualcosa rimane tra le pagine chiare all'hotel Supramonte a guardare il mare che dà la vita a complicare il pane. Il dono del cervo, Johnny Mitchell, Dario Fo, i Weather Report. E adesso la trap. Nina Simone e Malcolm X, Andy Warhol, Kerouac e il presidente Sandro Pertini, Woody Allen, Garba, Levi, Umberto Eco e Pasolini, Papa Giovanni e i doveri di Mazzini, e Che Guevara, Gorbaciov, Marco Pannella, il muro di Berlino, Aldo Moro, Berlinguer, il Fender Jazz, Give Peace and Sense, Pablo Neruda, Freud e la cultura che da sola cambia il mondo, per scoprire che alla fine era solo rock and roll. Siamo tutti figli e padri, è solo una lente, riflette il mondo di fuori, le idee, i colori, i miti del presente, perché è una musica che voli veramente, si nutre di ideali, se no rimane a terra a ruminare, una bestia senza ali. You may say I'm a dreamer, no woman, no cry, another song of freedom, che poi saranno le ultime, oramai. Eccoci nuovamente qui, siamo Rossella con la nostra guida naturalistica, siamo sopra il delta del Po, l'abbiamo tirato su con la nostra scaletta, c'è Alex Sartori, Alessandro, ciao Alessandro. Buonasera a tutti quanti, grazie. Bentornato a bordo. Bene, Bene. sempre un piacere navigare con voi. Bene, allora perché abbiamo chiamato Alessandro che è esperto in tutto? Perché c'è stata una notizia di un falco pecchiaiolo, è difficile dirlo, pecchiaiolo, che dal Sudafrica è partito diritto, diritto, diritto e è andato nei paesi nordici europei. Il fatto è che vedendo questo falco che probabilmente lo registravano giornalmente, insomma si vedeva questa traiettoria diritta fino al deserto, dopo è andato ha deviato a destra per il canale di Suez, perché evidentemente il deserto era troppo faticoso, ha risalito l'Europa sempre attraverso i Carpazi, l'area baltica e è ritornato proprio parallelamente a dove era partito. Come mai, Alessandro, cioè, che cosa hanno all'interno questi uccelli? Beh, allora, innanzitutto stiamo parlando di uccelli migratori e le migrazioni sono sempre un argomento affascinante, proprio perché hanno questo mistero per noi uomini, che siamo magari abituati, specie nella nostra civiltà occidentale, a star fermi in un posto o muoversi solamente per vacanze.
o brevi tratti per routine quotidiana o di lavoro. Gli uccelli hanno un grandissimo senso dell'orientamento, molto conta anche l'esperienza, e probabilmente hanno, oltre a una capacità di orientamento, anche qualcosa nel DNA. Ancora del tutto non è chiaro. Stiamo parlando di un uccello, in questo caso il falco pecchiaiolo, dove fino a poco tempo fa non si sapeva nemmeno quale fosse l'areale di svernamento, cioè dove i falchi pecchiaioli europei poi andavano a passare la stagione fredda. Però per capire meglio un po' questo fenomeno dobbiamo parlare proprio 2 minuti delle migrazioni. Perché gli uccelli migrano, l'abbiamo già affrontato in parte. Sì, ma è sempre bene ricordarlo. Sì, che migrano per il cibo, cioè arriva a un certo punto per gli uccelli migratori dell'arco dell'anno in cui non trovano più il cibo. L'abbiamo imparato tutti alle elementari, della rondine, che è l'esempio più eclatante, in cui la rondine arriva in primavera, fa il suo bel nido nelle nostre campagne, una volta ahimè molto di più, e poi arriva l'inverno, comincia con la stagione fredda a calare il cibo, cioè gli insetti, e sono costretti a fare questo viaggio verso l'Africa. In questo caso può stupire che questo falco faccia una migrazione così lunga. In realtà, anche se è un falco, immaginatelo delle dimensioni di una poiana, cioè di quegli uccelli che adesso d'inverno si vedono spesso lungo la strada, appoggiati sulle reti in autostrada o sui pali segnaletici o lungo i campi sui fili della luce, per cui è un rapace di una certa dimensione, si ciba di insetti, cioè il nome pecchiaiolo deriva da pecchia, che al sud Italia è, come si dice, le api, la vespa, cioè quegli insetti che pungono. C'è anche una leggenda storica, no, del sud Italia sul falco. Sì, ci arriviamo. Sì. Per cui, poveretto, lui, nonostante abbia una reale nidificazione in tutta Europa, come dicevi te, fino ai paesi nordici, poi quando arriva la stagione fredda, se deve mangiare, deve fare una migrazione. Poco si sapeva che la facesse così lunga. E dobbiamo dire che però fa parte, come tutti i rapaci, ma anche gli aironi o le ciconie, sono facilitate perché hanno queste ali grandi che fanno sì che possano essere dei veleggiatori, cioè usano le stesse tecniche che usano gli alianti, per cui la loro migrazione è fatta di lunghi spostamenti in cui loro cercano una corrente termica creata da una collina, ma anche qualsiasi fonte di calore che si alza, per cui anche le stesse balene delle volte restituiscono il calore che assorbono, prendono la corrente termica, si alzano e poi possono planare senza fatica fino a trovare un'altra corrente termica. E questo continuamente alzarsi, girando, infatti le volte si vedono che ruotano perché hanno preso una termica, questo si vede anche nelle ciconie, si alzano di parecchio e poi si lasciano scendere in questa planata fino a trovarne un'altra. Con questo sistema riescono a risparmiare energia e percorrere delle distanze lunghissime. Che fossero così lunghe, nessuno l'aveva mai immaginato. Oggi le tecniche di studio prevedono anche applicare ad alcuni soggetti dei piccoli trasmettitori satellitari che, come giustamente dicevate voi, danno il segnale giorno dopo giorno, e allora non diventa più una ipotesi dove possono andare a governare, o anche questo l'abbiamo già affrontato, quando applicano degli anelli colorati magari dobbiamo contare sulla fortuna che qualche abitante dei paesi africani lo osservi o lo fotografi. In questo caso col satellitare sappiamo proprio giornalmente cosa fa, e si è scoperto questo viaggio incredibile dove questo uccello appunto dal paese nordici va fino al sud del continente africano per poi tornarsene con una precisione che forse nemmeno qualche pilota di linea riesce a mantenere. Tu mi accennavi a questa superstizione, a questa leggenda, perché il falco pecchiaiolo purtroppo in queste migrazioni è succube di energia, e per cui per trasferirsi nel continente africano
cercheranno di affrontare meno mare possibile. Per cui i passaggi principali del Pecchiaiolo sono il Bosforo, sicuramente lo Stretto di Messina per poi fare Sicilia, Pantelleria, Africa, e lo Stretto di Gibilterra. Nello Stretto di Messina, per cui sia dalla sponda calabrese e dalla sponda siciliana, c'era questa abitudine che era talmente radicata, nonostante questa specie fosse protetta. Teniamo presente che il Pecchiaiolo fa delle migrazioni in gruppo, per cui delle volte ne passano, come nel gruppo possono passarne 100, 200, delle volte migliaia. Però. Sia dalla sponda siciliana che dalla sponda calabrese, nonostante fosse protetto, non solo gli sparavano, ma si costruivano delle strutture, ma anche in muratura, per cui lungo tutta la costa ognuno aveva questa postazione d'adorno e nessun maschio si sognava di passare una migrazione del falco Pecchiaiolo senza portare un trofeo a casa. I maligni dicono, chissà cosa facevano le mogli mentre loro erano impegnati a sparare. Pecchiaiolo, visto tutta questa impegno, in realtà noi ridiamo di un problema che aveva portato questa specie a una grossa crisi di popolazione, perché era una cosa storica, atavica, e che funzionava da anni. Qui ogni anno migliaia e migliaia di falchi venivano abbattuti per questa superstizione assurda, fuori dei tempi. E ci furono molte associazioni che si impegnarono, in prima linea, facendo dei campi di controllo dove i volontari venivano letteralmente picchiati da di questi paesi, Pecchiaiolo. è andare a sconvolgere una tradizione. E quest'altra... Ma adesso non è più vero questa cosa. Sempre meno, è quasi abbandonata, ma negli anni '80, io mi ricordo che era un attivista della LIPU, si salvò Raffaella Carrà. Diventa una puntata della mongolfiera veramente incredibile, guarda la migrazione di falco, perché lei in uno dei suoi show invitò la LIPU e denunciò il fatto che era anacronistico negli anni '80 uccidere questa povera bestia per una superstizione. Per cui pensate un personaggio nazionale popolare come Raffaella Carrà, che in televisione alla RAI dice in uno spettacolo del sabato sera chi fa questa cosa è fuori legge e sbaglia. Per cui mi raccontavano i miei amici calabresi che in tutti i paesetti della Calabria e di Messina c'erano le scritte non c'erano scritte sui muri e sulle strade non viva Bartali o viva il Giro d'Italia, ma c'erano queste frasi che erano degli epiteti irripetibili nei confronti di Raffaella Carrà, che però, pace all'anima sua, fece da testimonial a raccontare a livello nazionale una cosa che era una vergogna dell'Europa. Vedi, la Carrà è servita. Raccontarla perché ora non mi era nemmeno venuto in mente, ma raccontarla a 40 anni di distanza è incredibile. Cioè 40 anni fa veniva sterminato un animale protetto, innocente, perché voglio dire è un predatore di api, anche se gli apicoltori non lo amano, ma vespe, calabroni, eccetera, per una superstizione che a noi può sembrare stupidissima, ma per loro era talmente radicata che non esisteva primavera che un abitante di quelle zone non prendesse il fucile e andasse a sparare a queste bestie. Abbastanza allucinante. Ascolta Alessandro, ma quindi questo falco non abita in Italia, la usa solo come una... Diciamo da noi non è così poi distribuito molto come nel centro Europa, perché nel centro Europa c'è, anche se da noi nidifica nelle zone collinari e di montagna. Diciamo che non è poi così presente nella pianura e non è molto quasi assente nelle due isole in Sardegna. Diciamo che è fondamentalmente un uccello del centro Italia, del centro Europa, assolutamente che
nidifica anche sulle Alpi e nelle colline, perché nidifica nelle conifere, per cui nei boschi, perché dovete pensare che non è, anche se può capitare ed è odiato dagli apicoltori, ma non può una popolazione europea vivere sull'apicoltura. Loro cercano di andare a cacciare nei favi selvatici appunto di calabroni, vespe, cioè quello che c'è nei boschi, insomma. Diciamo che è un concorrente di miele, e non per il miele, ma per le larve dell'orso. Cioè, come vediamo nei film l'orso che cerca il miele, così i pecchiaioli cercano questi favi selvatici per mangiare diciamo, l'insetto, oppure sono ancora più ghiotti delle larve interne. Insomma. Beh, ecco, anche il gurcione gli fa concorrenza. Perché essendo l'Italia una penisola, è evidente che passano tutti in determinati valici alpini. Per quanto riguarda il Veneto, esistono dei luoghi dove da oltre 10 anni gli ornitologi li contano, ed è interessantissimo perché ci sono dei campi diciamo di osservazione che partono da agosto e finiscono a fine settembre, dove si può andare gratuitamente, si trovano dei ricercatori ma anche degli appassionati, arrivi la mattina, ti metti con la tua seggiolina, col binocolo, e ci sono giornate in cui te puoi vedere passare anche 200, 300, 400, 600 di questi falchi pecchiaioli. Per cui questa è l'idea che lanciamo a tutti quelli che ci seguono. Il prossimo autunno, tutti il giorno con la mongolfiera andremo in uno di questi centri della Pedemontana o del Trevigiano a vedere passare i falchi pecchiaioli. Anche forse anche il Monte Pizzocco è un punto di avvistamento, no? No? Lì mettono gli anelli, invece c'è proprio dei posti della Pedemontana dove diciamo un gruppo di ricercatori trevigiani raccolgono i numeri, e questo è molto interessante perché quando te raccogli con costanza, fai un monitoraggio costante negli anni, dopo 10-20 anni cominci a vedere anche delle curve di aumento o diminuzione della popolazione che sono estremamente interessanti adesso che tutti ci domandiamo come gli effetti della crisi climatica impatta sulla biodiversità. Certo. Ascolta, volevo chiederti, visto che prendono queste correnti ascensionali, ma finché altezza arrivano? Per poi... Dipende, non ho io personalmente una risposta precisa, dipende, di sicuro riescono ad arrivare a diciamo altezze veramente importanti, perché talvolta noi non ci accorgiamo ma ci passano sopra la testa uccelli incredibili. Nel periodo della migrazione noi non possiamo sapere se, diciamo, se magari siamo a Cavallino Treporti e stanno passando una decina di grifoni, perché passano talmente alti che sono dei puntini nel cielo. Certo. E noi magari siamo lì, alziamo la testa, vediamo 6 uccelli, diciamo ma guarda il gabbiano che alto che è. No, proprio perché i veleggiatori tendono a sfruttare al massimo la termica. Poi ovviamente ogni singolo uccello ha un livello di sopportazione della pressione atmosferica, eccetera. Però nel momento in cui io, per esempio grifone, decido di spostarmi dalle Alpi Giulie, e faccio un esempio reale di spostamenti che fanno, a una zona che esiste dove stanno i grifoni in Abruzzo, e trovo una corrente ascensionale altissima, cerco di sfruttarla al massimo, perché poi il resto è tutta discesa. Certo. Per cui non hanno una migrazione tipo le gru, che magari le vediamo basse, perché comunque anche loro sono delle veleggiatrici, ma comunque devono sempre spingere. Sono proprio uccelli veleggiatori che, così come uno può partire con un aliante dall'altopiano di Asiago, andare in Austria e tornare, sapendo appunto sfruttare queste correnti, così un falco pecchiaiolo parte dalla Norvegia e corrente ascensionale, chiamiamolo così, ascensore dopo ascensore, arriva fino in Sudafrica. Certo. Quindi risparmiano un sacco di energie per spostarsi. Sì, è evidente. Hanno dei punti in cui devono spingere anche loro, poveretti. Però
tendenzialmente stanno ad ali tese e plano. Va Sai bene. cosa invece mi sorprende sta cosa, che pur essendo, dicevi, di dimensioni abbastanza grandi, si nutrono di insetti, quindi ne hanno da fare a cercare cibo. Sì, se noi guardiamo su internet così la fotografia di un falco pecchiaiolo è facilmente confondibile con la poiana, ma proprio veramente simile. Diciamo che ha la coda un po' più lunga, diciamo che sotto è barrato con delle strisce diciamo perpendicolari al corpo, però la cosa che salta agli occhi è che se noi guardiamo la testa di una poiana è una testa proprio da rapace. Se noi guardiamo la testa del pecchiaiolo è più piccolina, assomiglia quasi più a quella di un pizzone. Perché? Perché c'ha questo becchetto piccolo in cui lui, però dobbiamo tenere presente, Rossella, che quando arriva in un favo e comincia a romperlo e a mangiarsi tutte le uova e tutte le larve che ci sono dietro, sì, voglio dire, gli sale il colesterolo, cioè ne ha da mangiare. Per cui l'abilità è trovare. Un'altra cosa da dire interessante è che ovviamente viene attaccato dalle vespe a cui distrugge il nido, a cui distrugge la casa, però nelle parti molli, per cui intorno agli occhi e intorno al becco, le penne che sono già protettive, per cui non prende sicuramente delle beccate sulla schiena, però intorno agli occhi le penne, le piume diventano quasi, sono già cartilaginee madure come fossero squame, perché sarebbe il punto debole, per cui un falco picchiaiolo in mezzo alle vespe che lo pungono non ha dei danni, però intorno agli occhi sono viste queste squame, queste piume che si sono trasformate in quasi squame, sarebbe beccato negli occhi e sicuramente sarebbe accecato e andrebbe sicuramente incontro alla morte. Per cui vediamo come nella natura tutti si specializzano e tutti poi si evolvono riuscendo ad avere delle difese. Bello, molto interessante. Per cui pochi pecchiaioli muoiono per le punture e pochi insetti si estinguono perché esistono i pecchiaioli. Cioè nella natura tutto si riequilibra e in questo disordine tutto ha un suo equilibrio. L'unico che rompe l'equilibrio è sempre l'uomo. È l'essere umano. Esatto. Va bene, beh, adesso saranno contenti quando ci sarà il ponte, potrebbero passeggiare tra Scilla e Cariddi e così, così Forse di Messina sarebbe per i pecchiaioli, ecco. ma grazie a Raffaella Carrà non serve più. Va bene, Alessandro, grazie mille, ti lasciamo alla tua palude del Po perché vedo che sei spesso in zona. Io sono sempre durante la settimana tra Laguna di Venezia e Delta, e per cui grazie del passaggio e adesso a voi una buona corrente ascensionale per risalire con la mongolfiera e passare al prossimo ospite. Sì, che rimaniamo sempre fermi qua. Va bene. Siamo Grazie mille. Grazie, ciao. Ciao. Saluti a tutti. E soffia, 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 lo senti oggi il vento, se l'acqua sale sai tra poco scenderà, se siamo qui è a posto così, e anche se non va facciamola girare, e corri, 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 ma fermati un momento, quanti colori vedi tutto attorno a te, chissà cosa sarà, però la notte scenderà, ma il cielo schiarirà, e sembra sempre tardi, ma a volte passa poco.
poco per fare meglio tutto quello che si può. Se siamo qui è a posto così, e anche se non va facciamola girare. Chissà cosa sarà, però se ieri ho pianto sa, domani riderò. È tutto un giro tondo, lo senti oggi il vento, se l'acqua sale sai tra poco scenderà. Se siamo qui è a posto così, e anche se non va facciamola girare. Sì così, sì così, la 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 ya la ya la ya la ya. Sì così, sì così, la 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 ya la ya la ya la ya. Sì così, sì così, la 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 ya la ya la ya la ya. A posto così, Beppe Costantini. Avete sentito anche sottofondo il flauto di Beppe Costantini. Ci ha raggiunto sulla mongolfiera Omar. Ciao Omar. Ciao ragazzi, ben arrivato io, un po' in ritardo oggi, però sono contento di essere qui con voi. Vabbè, Anche ti perché abbiamo preso il volo, guarda. esatto. E qui con noi appunto abbiamo Beppe Costantini per parlarci di flauto. Ciao Beppe. Ciao a tutti quanti. Benvenuto a bordo. Allora, come ogni settimana, ogni puntata abbiamo uno strumento musicale e parliamo con Beppe Costantini che diplomato al conservatorio, fa l'auto classico, ma fa anche il flauto. Noi lo conosciamo per il jazzista che è in lui. È venuto più volte anche qui da noi a suonare, l'abbiamo visto a Cassavio al Festival Jazz. Allora Beppe, questo flauto, come ti è venuta la voglia, l'idea di suonare il flauto? Appunto, è stata una cosa abbastanza così improvvisa, perché io a casa avevo dischi dove emergeva la chitarra. C'era mio fratello che ha vissuto gli anni 60 pienamente, per cui Jimi Hendrix, i Cream, con queste bellissime copertine tutte colorate, no? Però il flauto non mi era sconosciuto. Finché ho visto una trasmissione, ho seguito una trasmissione televisiva condotta da Renzo Arbore, si chiama Amico Flauto, e dove il protagonista assoluto era il flauto traverso. C'era Marinacci, alfiere del jazz in Italia, che curava gli arrangiamenti, e per cui il flauto era in evidenza sempre, e c'erano degli invitati così si alternavano cantanti famosi a gruppi dove c'era il flauto in evidenza. Mi ricordo Premiata Forneria Marconi, Giosanna, che erano un gruppo appunto progressive dell'epoca. Pochi se lo ricordano, forse la Premiata Forneria Marconi sì, Giosanna magari meno. E c'era ospite Severino Gazzelloni, che penso tutti conosciamo, no? E ha fatto conoscere il flauto al mondo italiano quantomeno. E per cui questa cosa qua mi ha appassionato. Sto guardando questo programma, ogni puntata
spiegava di uno strumento un po' come facciamo noi, guarda caso. No, ma era Lo molto sto guardando adesso su delle sì, teche, sulle teche Rai, adesso stavano parlando del violino con sì, 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 Arbore, sì, quindi dalla viola, sì, 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 sì. ah, Sì, ma era interessantissimo, cioè almeno per me sì, è beh, stata certo. una botta così. E difatti nell'indecisione di scegliere lo strumento per entrare in conservatorio, ho optato per il flauto, perché ero indeciso fra il flauto e la chitarra, a dire la verità. Che però suoni anche la chitarra, insomma, sai, Sì. suoni un po' tutto. Lei no, mi mette in difficoltà così. Dai. La conosco, un po'. Adesso ci sono. Ecco, allora, quindi parliamo un attimino del flauto. Prima, mentre parlavamo tra di noi, abbiamo scoperto che ci sono 70.000 tipi di flauto. Sì, oddio, sì. Attualmente ci sono delle taglie diverse, no? Dopo il flauto ha avuto un'evoluzione che chiaramente, come tutti gli altri strumenti, nella costruzione dello strumento, no? Ci sono state apportate le modifiche fino ad arrivare ai nostri giorni. Adesso ci sono 4 taglie di flauto usate essenzialmente, che è l'ottavino, che è lo strumento più acuto dell'orchestra, che è quello più piccolo, adesso non so se Sì. che suona un'ottava sopra appunto del flauto, e poi il flauto contralto o in sol, che ha un impiego all'inizio del Novecento, lo inserisce in orchestra sia Ravel che Stravinsky, lo inseriscono nell'orchestra, e spesso si trova anche nel jazz o negli arrangiamenti di musica brasiliana, ecco. E poi c'è anche il flauto basso, che tutti chiamano flauto basso, ma che in effetti anche io lo chiamo flauto basso, ma che in effetti è un flauto tenore, che scende ancora più di estensione. Questi sono la famiglia di flauti. Sono i flauti, quelli di legno, diciamo, no? Fanno parte degli strumenti, almeno il flauto fa parte degli strumenti di legno? Sì, anche perché i primi flauti erano in legno, i flauti traversi erano in legno, è stata portata una chiave, dopo per una ragione sia della meccanica ma anche di colore del suono, adesso quasi tutti usano i flauti in metallo, nickel, quelli da studio, argento, oro e platino, quelli professionali. Ma quelli hanno il bagno di oro, platino? No. Sì. Sì. E comunque ancora adesso si usano comunque gli strumenti in legno, cioè si usano in legno con la meccanica, chiaramente con gli anelli della meccanica, i piattelli, i tasti, diciamo, fra virgolette, magari metallici, però il corpo del flauto, dello strumento. Anche in orchestra, sì. Ma scusa Giuseppe, il suono è diverso, perché immagino lo strumento è più pesante se in metallo, addirittura in oro, e forse anche al tocco sarà più freddo rispetto al legno, o sbaglio? Ma il suono col legno generalmente può essere un po' più caldo, però magari ha meno possibilità timbriche rispetto ai metalli. Dopo è questione di gusti anche dell'esecutore, però se adesso viene usato più il flauto in metallo, una ragione ci sarà, insomma, cioè, come colore forse, giustamente detto, sì, forse è più caldo il suono, però è meno duttile come...
E anche la manutenzione del legno, perché col tempo magari ha più bisogno di riparazioni, magari le fessure, le cose per cui però viene usato ancora anche dagli orchestrali, meno, però viene usato, insomma. Le difficoltà che nel suonare il flauto, cosa quali possono essere? Ma c'è un detto fra i musicisti, non tanto i flautisti, e dicono: sì, ma il flauto lo metti fuori dal finestrino, no? Può anche essere, ma incontra giusto l'aria, viene immessa nella boccoletta, becca giusto l'angolazione giusta, può anche solo. Io dico, io se perdo un set di percussioni per le scale, non è che non si senta, c'è da dire anche questo. No, comunque in effetti tirare fuori un suono dal flauto magari non è neanche tanto difficile. Poi però curarne la centratura, il focus sul suono, l'intonazione e poi la stabilità del suono, soprattutto, allora o sei un talento di quelli che rari, oppure bisogna passarci un po' di tempo, insomma. Ma anche i talenti, comunque, hanno bisogno di concentrarsi. Però dopo è chiaro, magari uno ha più predisposizione, magari il suono riesce a emettere subito, trovare l'angolo appunto giusto di emissione e parte subito. Però quella del finestrino è carina. Ascolta, tutti noi, come la scorsa settimana che abbiamo parlato dell'armonica a bocca, che a tutti quanti, quando eravamo bambini, avevamo sempre tutti quanti un'armonica a bocca come giocattolo. Anche il flauto dolce viene impartito a tutte le scuole, nelle medie soprattutto, no? Si cerca di insegnare il flauto dolce, ma che non viene Sì. apprezzato. Esatto, non viene apprezzato. No, secondo me il flauto dolce è usato nelle scuole medie perché, secondo me, ha un costo accessibile a tutti quanti e è comunque uno strumento che può avvicinare in qualche maniera la musica, no? Sì, è un primo approccio, insomma, un primo approccio anche perché ha avuto, una volta era uno strumento nobile, Vivaldi ha scritto delle cose bellissime per il flauto dolce, per dire, no? Non è che sia. Dopo, appunto, un conto è magari come lo si usa e anche, dicevo anche prima fra di noi, anche il repertorio magari che viene scelto, ecco, per questo strumento qui, a mio avviso. Per cui a volte non è così tanto amato né dai genitori che devono però non ha è uno strumento per avvicinare va benissimo, secondo me. È un po' più la didattica, dici, magari. Sì, magari un po' di attenzione in più, ecco, con un po' più di cura. Io ho insegnato esistono delle versioni adesso, non so, speciali che non fanno rumore? Nel senso che senza rumore. Si usano con le cuffie piuttosto che elettroniche, non lo so. No? Tradizionale il flauto? Cioè, voglio dire, la batteria, per esempio, adesso se uno si vuole esercitare in casa prende una batteria elettronica. Sì. Ah, se ci sono delle versioni, delle evoluzioni, sortine, diciamo così, per flauto, perché ci sono, però non è che
ti soddino tanto. È rimasto È proprio trattare il flauto con più dignità, ecco. No, cioè, se è quello a disposizione bisogna usarlo bene, ecco. Così com'è, insomma. Con pezzi appropriati e arrangiamenti giusti. Poi anche lì ci sono anche il flauto dolce ha diverse taglie, certo, perché viene usato sempre il soprano, che è molto acuto, ma per esempio c'è anche il flauto contralto nei flauti dolci, che ha già un suono, un'estensione un po' più bassa, che già può dare, fra virgolette, meno fastidio, ecco. Però non è che Sì, che poi insomma là arriviamo a uno strumento un po' più, diciamo, elevato, tra virgolette, no? Che diciamo per le scuole medie è poco accessibile, perché io ho sentito tanti bei flauti, anche bassi, non so se può esserci tipo basso tuba, veramente era un affare abbastanza grande. Nella musica medievale, no? Si usa tantissimo. Sì, perché come nei flauti traversi ci sono diverse taglie, ecco, esatto. I flauti più se hanno un'estensione più bassa sono più gradevoli, e poi assieme ai soprani contralti l'estensione si amplia e dà tutta un'altra cosa. Certo, ci sono di musica. Nelle scuole io facevo usare varie taglie di flauti, così anche per ammorbidire. Ci sono bei pezzi di musica antica, no? Fatti con vari flauti insieme, no? Queste composizioni che... Ma già medievali, Sì. Rinascimento, ma anche qualche pezzo melodico di adesso, al limite si può anche, il pop si può anche arrangiare. Cioè, è chiaro che se fai un pezzo dei Deep Purple, che ne so, col flauto dolce, è chiaro che certo. Forse non funziona tanto. Bisogna un po'. Però dai, ci sono stati Jethro Tull, no? Aqualung, che facevano del rock. Esatto, certo, col flauto. E poi mi viene in mente i Kraftwerk con questa musica elettronica, con questi flauti. Sì, conosco poco, però... però sono interessanti, no? Per alcuni aspetti. Sicuramente niente a che fare con i classici, probabilmente, non so, il Pierino il Lupo, piuttosto che il flauto magico, eccetera. Ma quelli sono anche di difficile esecuzione, insomma, Allora, prima, dietro alle quinte, ci raccontavi invece l'origine di questo flauto più tradizionale, quello più bucolico, no? Ci stavi raccontando qualcosa a livello mitologico. A livello mitologico, sì, c'è questa storia di Syrinx, che è la ninfa, no? Una bellissima ninfa con questa che danzava sulle rive del fiume. E il dio Pan, che è un dio minore, diciamo così, dei greggi, ecco, con le zampe da capri, eccetera, che se ne innamora così e la perseguita, la insegue. Finché Syrinx chiede agli altri dei di tramutarla in una canna, così non è possibile più per Pan raggiungerla. E così il Pan cosa fa invece? Prende la canna e ne fa un flauto, cioè ci soffia sopra e emette dei suoni meravigliosi, con i quali le altre ninfe lo seguono e si mettono a danzare più gioiosamente, per cui e da qui il flauto di Pan, che è il flauto
tradizionale ancora adesso in certe regioni sudamericane, centroamericane, come la Bolivia, il Perù, che tutti probabilmente abbiamo presente tutti, ecco, queste serie di canne, no, legate, ecco, questa è l'origine a cui si sono ispirati poi compositori celebri, ecco, diversi. A differenza del flauto dolce o traverso, questi non hanno fori per le dita, no? Certo, no, l'estensione muta dal taglio che hanno le canne, no? Cioè, ci sono diverse canne, per cui ogni canna emette un'estensione. Quindi è più simile a suonare un'armonica a bocca che un flauto d'oggi, perché ti devi muovere continuamente cercando la canna giusta, no? Ah sì, certo, sì, c'è un po' di difficoltà, certo, è chiaro. E poi anche questa ha imboccatura libera come il flauto traverso, l'unico strumento, cioè non ha un becco, non ha un'ancia, non ha... È un po' adesso dico una banalità così, proprio terra, è un po' come soffiare sulle bottiglie vuote. Sì, certo. Per ottenere dei suoni, sì. Il principio è quello, diciamo così. Va bene, Beppe, grazie mille. Grazie a voi. Quando ci sentiamo, quando ti vediamo, suoni da qualche parte prossimamente? Adesso sto preparando delle cose. Adesso un attimino un periodo un po' così. Vabbè. Sto facendo delle cose, sto facendo delle cose in studio, ma non dal vivo. Ok, vabbè, quando ce l'hai bene, pronte, ti risparmi per chiami. luglio. Ti risparmi per luglio. Certo. No, speriamo anche prima, anzi, sicuramente non sono cose occasionali. Ecco. No, ma la Rossella diceva per luglio che abbiamo il Festival del Jazz. Sicuramente prontissimo, pronto. Va bene, grazie mille, e visto che appunto parliamo del Festival del Jazz, adesso mettiamo un brano nostro della City Band, Here Comes Santa Claus. Ciao Beppe. Ciao. Here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Vixen and Blitzen and all his reindeer are pulling down the reins. There's a big and Joe Chicken, all his merry and bright.
Eccoci qua, City Bandland. Ormai cosa mancano? 24 giorni a Natale? Oh, ma guarda, comunque aspetto che... Siamo in diretta. Ah, È rimasta nella nostra navicella Beppe, ormai non va più via, sarà il nostro conduttore anche per le prossime volte. E quindi noi abbiamo invece un altro messaggio, no, dalla, Rossella. dalla Terra Santa a proposito di Natale, Eh, ma insomma un messaggio di Sami. Ormai non ci sono più tante parole per descrivere quello che sta succedendo, nel senso è un anno che ci diciamo le stesse sì, cose e c'è stata questa condanna della Corte Penale Internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu e dell'ex ministro della guerra e anche di un esponente di Hamas che forse è è stato deceduto. già sistemato. Sì, ha già avuto la sua giustizia. Ma naturalmente questa cosa purtroppo rimarrà così, nel senso molti paesi, cioè non tutti i paesi aderiscono a questa Corte Penale Internazionale e anche quelli che vi aderiscono, insomma, Vabbè, adesso il nostro governo sta, accettano no, e non accettano ecco, sta cercando le di, sentenze, quando non fa sì, comodo, sì, quando non sì, piacciono, allora non vengono accettate. Va bene, ascoltiamoci allora esatto. il messaggio di Sami a Bioma. Sì, ecco, sì, diciamo che ci sono state delle forti piogge negli ultimi giorni e quindi pensate voi stare in tenda in inverno con l'acqua che entra da tutte E le con il parti. fango sotto, perché ascoltiamo. Situazione sempre più difficile a Gaza, soprattutto in questi ultimi giorni, agli ultimi 2 mesi, per mancanza di entrata di aiuto militare, perché non stanno entrando niente. Situazione sempre più grave, sia al sud, al nord, al centro di Gaza, in tutti i posti praticamente. Poi da una settimana sono stati chiusi tutti i forni, tutti i panifici per mancanza di farina e non sta entrando, non si trova niente. Ora per girarsi tutta casa non trovo praticamente a comprare un panino o il pane, perché per noi il pane è praticamente l'elemento principale, perché è la nostra dieta, il nostro cibo, sembra il pane praticamente l'elemento più centrale. E anche il riso praticamente ha alzato il prezzo altissimi e anche la pasta praticamente il prezzo praticamente è arrivato a un prezzo normale, situazioni molto difficili. E il latte per i bambini non si trova, i pannolini non si trovano. Un'altra cosa molto difficile è una situazione diventa più grave perché la pioggia stanno legando praticamente le tende e poi non ci sono praticamente scaldamento perché non esistono le case più, tanto ci sono le tende e la gente ha tanto bisogno di materassi, di coperte, tutto quanto, stanno allagando e i bambini stanno soffrendo tantissimo per la mancanza di cibo, mancanza di acqua potabile e poi anche perché non ci sono più anche i carburanti, per fare un viaggio devi fare a piedi e situazioni sempre più difficili diventa da un giorno all'altro, poi non si vede nemmeno uno spiraglio praticamente di pace, uno spiraglio di cessate di fuoco, è situazione gravissima. Ecco, l'abbiamo sentito un po' deluso, una voce un po' ormai con poche speranze, no, Rossella? Sì, effettivamente è un po' difficile vedere speranze, anche perché c'è il mondo che guarda e non fa niente. È veramente agghiacciante quello che sta succedendo. Non possiamo dire non sapevamo, come è stato fatto in passato, no? Per altri crimini. Questo è sotto gli occhi di tutti, a parte che non ci sono giornalisti stranieri e ci sono stati circa 128, mi sembra, finora, reporter assassinati. Però insomma le notizie arrivano, le immagini arrivano,
c'è qualche giornale che riesce a entrare, e cioè non qualche, insomma, ogni tanto dei giornalisti, ovviamente scortati dall'esercito israeliano, quindi li porta a vedere quello che dicono loro. Però insomma, poi ci sono anche le immagini satellitari, bastano quelle per vedere la distruzione che c'è stata. E quindi sì, effettivamente la situazione è molto dura perché non si vede una prospettiva, ecco. E non so, tra l'altro anche sul numero dei morti, no? Qualcuno dice ma tanto Hamas esagera, ma quando parla di 43.000, ma qualcun altro dice sono 43.000 cadaveri più quelli che sono rimasti sotto le macerie, perché no? Vediamo le immagini, sono cumuli e cumuli di macerie. Quindi effettivamente è un po' difficile, anche se un paio di trasmissioni fa Nara ci diceva che c'è questa parola in arabo che è sumud, che vuol dire resilienza, ma anche una resilienza attiva. Quindi non solo resistere, ma anche darsi da fare per affrontare comunque in qualche modo la situazione, però credo che sia molto logorante, insomma. Poi sentiamo anche adesso, anche in questo vocale, i droni che volano sulla testa, cioè è un anno che hanno i droni che gli volano sulla testa e gli aerei che fanno cadere le bombe, insomma, quindi e quindi così, è abbastanza tragica la situazione. Tragica e desolante, perché appunto in Sì. 13 mesi non sono serviti a nulla. Bene, abbiamo quasi sforato le 2 ore di programma, Rossella. Noi siamo Parliamo che, troppo. che dobbiamo accorciare, ma invece I buoni abbiamo propositi. ospiti interessanti, no? Come facciamo a non lasciarli parlare? Va È bene. vero, è bello ascoltarli, è vero. Allora, mandiamo la Avete sigla ascoltato finale. Il giro del mondo in 80 giorni. E diamo A cura di appuntamento a Radio martedì Nostra. In prossimo. studio Rossella, Gianluigi e Remo Omar. Una produzione dell'Associazione La Rete. Vi aspettiamo a martedì prossimo. Ecco, a martedì prossimo allora. Ho lasciato parlare la nostra signorina artificiale e sì, che Invece noi che siamo veri, vi diciamo che vi aspettiamo martedì prossimo. Chi non è ancora iscritto, per favore si iscriva al canale YouTube, che non costa nulla, ma ci siamo aiuta a aumentati fare di delle cose 10 meravigliose. unità in questa settimana, ho visto. bene. Era un periodo che eravamo fermi, questa settimana siamo aumentati di 10. Bene, speriamo altri 10 per le prossime settimane. Dobbiamo raggiungere un buon numero di iscritti. Va bene, allora martedì prossimo. A martedì prossimo. Ciao, Ok, grazie ciao. a tutti. Ciao. Ciao.